Vexilla regis prodeunt inferni, verso di noi però dinanzi mira, disse il maestro mio, se tu il discerni. Come quando una grossa nebbia spira, o quando l'emisperio nostro annotta, par di lungi un molin che il vento gira, vedermi parve un tal dificio allotta. Poi per lo vento mi ristrinsi retro al duca mio, che non gli era altra grotta. Già era, e con paura il metto in metro, là dove l'ombre tutte eran coperte, e trasparien come festuca in vetro. Altre sono a giacere, altre stanno erte, quella col capo e quella con le piante, altra comarco il volto a piedi inverte. Quando noi fummo fatti tanto avante, che al mio maestro piacque di mostrarmi la creatura che ebbe il bel sembiante, dinanzi mi tolse e fe restarmi. Ecco dite, dicendo, ed ecco il loco ove convien che di fortezza tarmi. Com'io divenni allor gelato e fioco, nol dimandar lettor, ch'io non lo scrivo, però c'ogni parlar sarebbe poco. E poi andiamo invece all'ultima parte. Come a lui piacque il collo li avvinghiai, ed el prese di tempo e loco poste, e quando l'ali fuoro aperte assai, appigliò sé alle vellute coste. Di vello in vello giù discese, poscia tra il folto pelo e le gelate croste. Quando noi fummo là dove la coscia si volge, appunto sul grosso dell'anche, lo duca, con fatica e con angoscia, volse la testa ov'egli avea le zanche, e aggrappossi al pel com'on che sale, sì che in inferno i credea tornar anche. Attienti ben, che per cotali scale, disse il maestro ansando come un lasso, conviensi di partir da tanto male. Poi uscì fuor per lo foro d'un sasso, e pose me in sull'orlo a sedere. Appresso porse a me l'accorto passo. Io levai gli occhi e credetti vedere Lucifero come io l'aveva lasciato, e vidili le gambe in su tenere. E s'io divenni allora travagliato, la gente grossa il pensi, che non vede qual è quel punto che aveva passato. Levati su, disse il maestro, in piede, la via è lunga e il cammino è malvagio, e già il sole a mezza terza riede. Non era camminata di palagio la veravam, ma natural burella che aveva mal suolo e di lume disagio. Prima ch'io dell'abisso mi divella, maestro mio, dissi quando fui dritto, a trarmi d'erro un poco mi favella. Ov'è la ghiaccia? E questi come è fitto sì sottosopra? E come in sì poco ora da sera a mana ha fatto il sol tragitto? Ed egli a me, tu immagini ancora d'esser di là dal centro, ov'io mi presi al pel del vermo reo che il mondo fora. Di là fosti cotanto quanto io scesi. Quando io mi volsi, tu passasti il punto al qual si traggon d'ogni parte i pesi. E se or sotto l'emisperio giunto, che è contrapposto a quel che la gran secca coverchia, e sotto al cui colmo consunto fu l'uom che nacque e visse senza pecca, tu ai piedi in su picciola spera che l'altra faccia fa della giudecca. Qui è Daman, quando di là è sera, e questi, che ne fe scala col pelo, fitto è ancora sì come era prima. Da questa parte cadde giù dal cielo, e la terra che pria di qua si sporse, per paura di lui fe del mar velo, e venne all'emisperio nostro, e forse per fuggir lui lasciò qui il loco voto, quella che appar di qua e su ricorse. Luogo è laggiù da Belzebù remoto, tanto quanto la tomba si distende, che non per vista, ma per suono è noto, d'un ruscelletto che qui vi discende per la buca d'un sasso, che egli ha arroso, col corso che egli avvolge e poco pende. Lo duca e io, per quel cammino ascoso, intrammo a ritornar nel chiaro mondo, e senza cura, aver d'alcun riposo, salimmo su, e il primo e io secondo, tanto ch'io vidi delle cose belle che porta il ciel per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Grazie Leonardo. Allora mi chiedo, sono matta o c'è una strana corrispondenza, un legame tra questi due testi? Ci siamo?
cerchiamo di approfondire questo confronto. Allora, leggendo righe per righe possiamo individuare tanti elementi o elementi che ci porta a quest'idea sempre di una lacuna e anche corrispondenze tra questo canto e la canzone, proprio la trama. Abbiamo la situazione, due personaggi che stanno salendo, uscendo, no? dall'inferno. Quindi si tratta di un'avventura, la fine di un'avventura. E se iniziamo all'inizio proprio, la prima riga, che si presenta in latino. Cosa vuol dire? Vuol dire una mancanza dell'italiano. Questa è un'altra lingua. Quindi già abbiamo una sorta di mancanza, una lacuna letterale, no? Sul piano linguistico. Riga 11 e 12, dove le ombre tutte erano coperte e trasparien come si dice, festuca in vetro. Cosa viene in mente se pensiamo a Dylan? Qualcuno? Qui abbiamo stanza 10. Threw him down in the hole and I put back the cover. Ok, abbiamo questa coperta. Poi riga 22, questo gelato e fioco. A me viene in mente la fatica dell'avventura che racconta Dylan, no? Questa camminata, questa lunga avventura dura, durissima. E poi qui abbiamo un elemento proprio straordinario per quanto riguarda il nostro discorso, che io non lo scrivo, però che ogni parlar sarebbe poco. Qui c'è tutto. Questo è il meccanismo della lacuna e ce l'abbiamo in Dante, in questo canto in bianco e nero. Sono rimasta stupita da questa cosa. Quando si legge questo canto c'è tanto gelato, così come nella canzone di Dylan. C'è anche il sole, ok? Poi andiamo avanti da riga 70 in poi. Abbiamo di nuovo allora, innanzitutto prima di riga 70 c'è questo, non avete il canto intero? Sì. Allora, la penultima stanza, prima di riga 70, c'è e l'altro è Cassio, scusate la pronuncia, è sì membruto, ma la notte risurge e oramai è da partire, che tutto avem veduto. Allora, io avevo invitato in classe un dentista, un mio amico, che si chiama Simone Marchesi, un dentista molto brillante, molto simpatico, e lui ci ha spiegato praticamente che qui abbiamo una lacuna anche nel canto, perché in questo momento è un punto di svolta e loro se ne vanno, loro cambiano proprio posizione. E poi
riga 75 abbiamo le gelate croste, un'altra immagine molto potente che ci riporta, secondo me, a Dylan. Riga 85, poi uscì fuori per lo foro d'un sasso, foro d'un sasso, buco, ok? Loro vanno avanti e andiamo avanti anche noi. Riga 92, che non vede qual è quel punto, quello che non si vede, un altro modo per capire, per cogliere il senso di questo concetto, la lacuna. Questa riga bellissima, famosa, la via è lunga e il cammino è malvagio. A me viene in mente subito we chop through the night and we chop through the dawn. Questa fatica, questo sforzo che fanno due persone per arrivare alla fine a un traguardo molto voluto. C'è questo contrasto interessante tra la luce e il buio, di lume, disagio, no? Riga 100 abbiamo la parola abisso, un sinonimo, diciamo, per una lacuna, abisso, ma questo contrasto tra la luce e il buio abbiamo anche nella canzone Darkness and Light, no? Tutta la canzone gira un po' attorno a questa contraddizione. Di nuovo, riga 103, la ghiaccia, cioè un ambiente gelato che abbiamo nella canzone, e invece e sì, poch'ora da sera mane ha fatto il sol tragitto, quindi il sole insieme al ghiaccio, cioè, nonostante l'ambiente freddissimo. Lui scende, io scesi, e chi scende nella canzone? Anche il nostro protagonista scende in questa tomba, no? Mi colpisce riga 112, se or sotto l'emisperio giunto che è contrapposto a quel che la gran secca coverchia. Qui abbiamo nella seconda stanza di Dylan: I came to a high place of darkness and light. The dividing line ran through the center of town. Questa divisione geografica, un confine che rende, che proprio divide due sfere. Abbiamo la stessa cosa qua. Andiamo un po' avanti. Il canto è pieno di corpi, come si dice, di corpi celestiali, no? Abbiamo il sole, abbiamo il cielo, la stessa cosa in Dante. Poi forse la cosa più meravigliosa che ci sia per quanto riguarda questo mio tentativo di mettere insieme Dante e Bob Dylan. E questo riguarda anche la traduzione in inglese di questo canto. Io mi riferisco a una traduzione abbastanza nota di Robert and Jean Hollander, che gli studenti di solito in America leggono questa versione di Dante. Allora, riga 125,
Per fuggire lui lasciò qui loco vuoto, quella che appar di qua e su ricorse. Adesso vi leggo la versione in inglese. And perhaps to escape from him, the land we'll find above created this lacuna when it rushed back up. Quindi, straordinariamente, abbiamo la parola lacuna in inglese da questa parte. Questo è il testo con l'italiano, con il testo a fronte. Abbiamo la parola lacuna in inglese e questo loco vuoto invece in italiano. Queste righe così suggestive, no? In cui parla di questo ruscelletto, cioè mi vengono i brividi quando lo leggo. A me viene in mente semplicemente la musica, no? La musica pura, che ovviamente abbiamo in Dylan, che è una canzone. E la tomba si distende, che non per vista, ma per suono è noto. E allora, di nuovo, abbiamo una tomba in entrambe le opere. Riga 131 abbiamo una buca per la buca d'un sasso, quindi di nuovo un'apertura, un foro, qualcosa di letterale. Poi questo mi ha colpito, quel cammino ascoso, cosa vuol dire? Vuol dire un cammino celato, no? Una cosa che non si presenta. Di nuovo, la lacuna. Loro ritornano al mondo, così come il marito ritorna alla moglie alla fine della canzone, e così come, no, l'ultima riga stranota a rivedere le stelle, il protagonista della canzone rivede la moglie e è lui che ha questa luce, questa riga sempre emozionante. I came in from the east with the sun in my eyes. Bellissimo. Quindi c'è una strana confluenza tra il marito che ritorna con questi occhi, proprio con il sole dentro di lui, e per rivede la moglie, invece in Dante, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Quindi questo è il mio tentativo più o meno di mettere insieme questi testi, ma in poche parole, di nuovo, parlano della morte, di una fuga, un esodo, no? Da un luogo buio, pesante, e poi questa luce che aspetta tutti i personaggi che abbiamo.